2 signore che abitano qua vicino non riuscivano a prenotarsi, abbiamo fatto noi la prenotazione tramite computer, insomma, ce l'abbiamo qui in sede, c'è un unity di stampante, stampiamo anche la prenotazione e insomma vanno via abbastanza felici e contenti. Il bar aperto solo per l'asporto, pochi clienti e lavoro dimezzato. Simonetta, titolare del caffè La Plus a Bosco di Rubano, ha deciso di mettersi a servizio degli avventori più anziani e aiutarli nella prenotazione online delle vaccinazioni anti-Covid. Un'idea nata per caso insieme al marito. L'abbiamo fatto per tutti i nostri parenti, per chi doveva fare la prenotazione e poi un paio di clienti, particolarmente anziani, mi hanno chiesto se potevo aiutarle. L'ho fatto, mi è venuto abbastanza veloce, ho detto perché non applicarlo a tutti, a chi me lo chiede, insomma, tanto basta vengano col codice fiscale, un numero di cellulare, 2 minuti la prenotazione se c'è posto è fatta. E così dai parenti sono passati anche ai clienti over 75 che magari non sono molto tecnologici o non hanno un familiare in grado di aiutarli. Dietro al bancone Simonetta al computer, sempre pronto e con poche mosse ormai collaudate, effettua la prenotazione, basta il codice fiscale e il numero di telefono. La signora mi ha detto, allora mi ha lasciato il cellulare, l'ho fatta io qui, gli ho mandato la prenotazione, mi ha detto che poi si è messa a piangere perché era abbastanza felice insomma, di questa cosa, non riuscendo a farla da sola. Le giornate al bar così passano con la speranza di poter aprire presto, almeno con un plateatico. Ecco, le domande sul vaccino, che tipo di vaccino, ma cosa mi faranno? È che non siamo medici, quindi a questo non possiamo proprio rispondere, sono quelle domande un po' particolari, hanno paura, quindi chiedono, fanno, però sono cose che tecnicamente io non posso dire. I vaccini sono uno strumento essenziale per tornare quanto prima alla normalità e Simonetta su questo non ha dubbi e attende fiduciosa il suo turno. Lo farei più che volentieri, siamo tutti stanchi.